Dopo 48 ore di viaggio è arrivato nella Marca il pullman della Speranza. Una settantina di donne e bambini tratti in salvo dal confine ucraino-polacco sono stati accolti da familiari e volontari. Il dolore e la speranza nelle parole delle donne fuggite dall'Ucraina. Dovremo ricominciare da capo, dicono 3 bimbi positivi al Covid alloggiati con le mamme al Guicciardini di Valdobbiadene. Un cuore fatto con le dita sulle vetrate del pullman, così un papà ha salutato il suo bambino prima che partisse per l'Italia. I nostri compagni e figli sono in guerra, nuovo appello alla solidarietà. 8 anni e 6 mesi, Udine la sentenza del processo a carico dell'ex operatrice sanitaria di Spresiano accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini tra il 2009 e il 2017 nella Marca e in Friuli. Falsi Green Pass, maxi operazione della Sicilia e Veneto, blitz della polizia a Treviso e Venezia. Nella Marca indagata una 53enne che lavora in una onlus. Grave incidente stamane a Mansuè, 35enne investita da un furgone, grave in ospedale. A San Trovaso nel pomeriggio un'auto si ribalta, occupanti illesi. Il bilancio del centro di recupero della fauna selvatica di Treviso, quasi 3.000 animali soccorsi nel 2021. 80.000 persone in centro a Treviso per il martedì grasso e l'ultimo atto del carnevale diffuso targato 2022, la festa dei bambini nelle piazze. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, l'avete sentito dai titoli, è arrivato questa mattina a Conegliano il pullman della ditta Battistuzzi che abbiamo seguito in questi giorni anche con dei video racconti proprio in viaggio. 70 donne, tra donne e bambini ucraini in fuga dalla guerra hanno potuto riabbracciare i propri familiari in Italia. Sottoposti a tampone, 3 sono risultati positivi. Sono da poco passate le 9 del mattino quando il pullman della solidarietà arriva alla zoppa Sarena con il suo carico di umanità, dolore e speranza. 48 ore di viaggio, oltre 2000 chilometri nel cuore dell'Europa, una settantina le persone partite dall'Ucraina in guerra e recuperate sul confine polacco sono donne e bambini. Buongiorno, Davide Caimani, quello che era disturbato ieri. Prego, signora qua parla italiano. I più piccoli scendono stremati ma hanno ancora la voglia di sorridere, persino di giocare con loro mamme che non hanno il tempo di disperarsi. C'è una vita da riorganizzare in fretta e la maggior parte non conosce nemmeno una parola di italiano, ma in certi casi forse le parole non servono. Catarina, con il suo bimbo di 4 anni, deve raggiungere dei familiari in Lombardia. Mi dica quale persona, ne abbiamo tantissimi qua. Bergamo. Бергамо, да. Дуже вдячні, дякуємо. Donne e bimbi vengono sottoposti a tampone, poi scatta il riconoscimento, agenti della questura, carabinieri, protezione civile, operatori dell'ULS 2 cercano di metterli a loro agio. C'è anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies, una merendina, del tè caldo, una carezza, oggi come non mai fanno la differenza. Abbiamo avuto la fortuna di avere una squadra di collaboratori che sia stata preziosissima, tra cui anche un operatore che parla russo, che ci ha aiutato veramente tanto, oltre alla traduttrice che accompagnava queste persone dall'Ucraina. 3 bambini risultano positivi, vengono così isolati e portati al Covid Hotel di Valdobbiadene. Da oggi a livello europeo le norme sulle quarantene sono cambiate e tutto può svolgersi con rapidità. C'è anche una donna con una frattura che viene subito curata. Ultimate le procedure, c'è già chi riparte con l'aiuto dei familiari residenti in Italia, chi a Roma, Napoli, chi ancora in Sardegna, 3 i nuclei che rimarranno nella Marca. Irina è partita da Ferrara all'alba e ha il cuore in gola. Lì su ci sono mia cugina, la sua cognata e 3 bimbi. Li aspetto e li porto a casa dalla loro mamma che è qui a Bologna. L'abbraccio pochi istanti dopo è liberatorio, ma a dare una mano ci sono anche tanti cittadini come Francesca, partita da Mestre dopo aver raccolto un appello della rete delle famiglie. Abbiamo portato tutto quello che potevamo, cioè pannolini e mascherine, e adesso li portiamo a Mestre che vanno dai loro parenti. Poco dopo mezzogiorno il pullman di Battistuzzi fa l'ultima tappa nel piazzale della Ristorazione Ottaviana. La famiglia Franceschet ha organizzato un pranzo veloce, giusto il tempo per un'altra ondata di solidarietà e qualche ricongiungimento. Ma questo è anche il giorno di chi resta, padri, mariti, fratelli rimasti a combattere. Questo cuore disegnato con le dita è quello di un uomo che ha salutato il suo bimbo prima di ritornare in patria e combattere. Una settimana fa erano una famiglia in pace, oggi i destini sospesi a 1300 chilometri di distanza.
Per chi è arrivato oggi a Conegliano si prospetta un nuovo inizio, dobbiamo ricominciare da capo, dicono. I nostri uomini intanto stanno combattendo al fronte. Sono venuta a prendere mia figlia e io lavoro in Veneto, vicino a Asolo e Maser, provincia di Treviso. E loro 3 giorni erano viaggi, ero molto preoccupata, però adesso finalmente è arrivati suo marito e mio figlio rimasti lì. Combattere e difendere il suo paese dove abitano loro. Da un lato il sollievo per la figlia e i nipoti, finalmente in salvo e riabbracciati, dall'altro l'apprensione per un figlio e un genero che restano in guerra. Il primo ha 32 anni, il secondo 38, si trovano vicino a Leopoli, nella parte occidentale dell'Ucraina. A noi è un po' più tranquillo perché siamo a nord, un po' più sì. Ci sono sirene, si sente tutto e quando sentono sirene vanno a nascondere sotto casa perché abito un appartamento da 4 piani. Però per il momento tranquillo, poi può succedere tutto. Natalia invece è arrivata a Conegliano con le 2 sorelle e i rispettivi figli. Il più piccolo ha 1 anno e 2 mesi. Saranno tutti ospitati dalla mamma che lavora come badante a Vittorio Veneto. Paura i bambini, anche noi. Dormire 2 notti sotto, come si dice? Bunker. Sì. E bambini piangere tutte notte, tutti i giorni. Non c'è la scuola, non c'è amici, non c'è nessuno. Diretta a Bologna questa giovane donna che è salita sul pullman della Speranza a Cracovia accanto al figlioletto di pochi mesi, Makar. Хто залишився в тебе на Україні? Чоловік і сестра з дітками. È rimasto suo marito, che ovviamente non può uscire, e sua sorella con altri bimbi piccolini. Suo marito resta a combattere. Il чоловік піде на війну, питають. Якщо треба, так. Se ci sarà bisogno, sì. Negli occhi di queste donne dolore e fierezza si alternano, così come le notizie che arrivano dall'Ucraina. Oksana, accanto al figlio 22enne, vive a Vittorio Veneto da parecchio tempo e ha voluto portare la sua solidarietà, pannolini e frutta soprattutto, ma vorrebbe fare molto di più. Vogliamo andare là. E anche lui vuole. Anche fatto baruffa l'altro giorno con mia mamma perché ha detto sono fuori testa, tutti scappano, tu vuoi andare là. E così. Vuole difendere la sua patria. Loro hanno detto cosa fai là? Cosa tu aiuti? E io ho detto preparo a mangiare. Ma cosa faccio? Preparo a mangiare. Qualcosa faccio. Per tante l'arrivo nella Marca è un nuovo inizio, doloroso quanto improvviso. Non sappiamo, dobbiamo cominciare da capo, da zero. Speriamo, importante c'è posto dove dormire, dove vivere, poi piano piano penso cose risolvono. Può darsi decidono di tornare un giorno al suo paese. E a parlare sono anche Elena e Roberto, 2 dei protagonisti di questa operazione. Questa notte, anche andando in giù, piangevo. Solo il pensiero di vedere queste famiglie, le mamme, soprattutto queste mamme anche giovani, con tutti questi pargoletti belli, piccoli. E uomini non ne vedi perché o rimangono lì, perché non li fanno venire, secondo me. La storia non la so, quindi per l'amore di Dio. Però ieri qualcuno ha portato appunto la moglie e il bambino, non finivano più di abbracciarsi, baci, lacrime. Dopo loro sul pullman e il papà via. Facevano i cuoricini sul vetro. Cioè, sono robe che io sono emozionato adesso perché veramente sono anch'io un papà. Roberto Benetti è l'autista della Battistuzzi che si è alternato al volante con il titolare Vito, è già pronto a ripartire nelle prossime ore per mettere in salvo altre donne e bambini. È stato soprannominato il pullman della speranza nelle ore in cui proprio la speranza per un intero paese, ma non solo, è appesa a un filo. A coordinare le operazioni è Elena, donna ucraina da anni in Italia, è lei che tiene i contatti, organizza i rientri e fissa le priorità. La gente che qui voi, quella prima cosa che potete fare è o portare con le macchine o prendere il biglietto per portarli a Napoli, a Roma, dove hanno parenti, amici, qualcuno dove si fermano, ecco. E questo è il problema, perché loro non parlano, sono senza soldi, senza la lingua, spaesati, con bambini piccoli in braccio bisogna proprio accompagnarli e proprio dare a quelle persone dove abiteranno. Tanti profughi quindi hanno con loro
solo pochi spiccioli, i bancomat hanno smesso di funzionare da una settimana. Anche l'acquisto di un semplice biglietto ferroviario può fare la differenza. Quello di Elena, prima di essere un appello, è un esempio. Tu che stai organizzando tutto, stai coordinando tutto, cos'è che ti spinge a fare questo? La mia natura umana. Come si può fare in un altro modo? Sono una mamma anch'io, prima di tutto portiamo bambini, portiamo via. E quella che si è innescata, l'abbiamo raccontato in questi giorni, è una vera e propria gara solidale anche della società civile, non solo delle istituzioni, anche dei privati, degli imprenditori. In questo caso in prima fila Battistuzzi e Franceschetta, ma se ne stanno aggiungendo altri. Le immagini, le ore vissute là al confine sono state psicologicamente devastanti. Vedere queste persone, sta roba veramente cambia. E mentre venivamo a casa per strada, io e Roberto, l'altro mio collega autista, a un certo punto ci siamo detti non parliamone perché ci veniva da piangere, forse la stanchezza, un insieme di cose ci veniva da piangere. È abituato alle lunghe trasferte Vito Battistuzzi, ma il viaggio che lo ha portato fino ai confini dell'Ucraina forse gli ha cambiato la vita. E non mi sono mai trovato in una situazione così. Cioè veramente vedere sti bambini per terra in giro e sulle sdraie, 10 bambini su una sdraia, 2 dentro su un carrello della spesa, incredibile. Cioè, ho figli anch'io, quindi veramente una esperienza bruttissima. Io spero che si risolva quanto prima. Ad accogliere donne e bambini anche Marco Franceschetta, e dalla sua azienda, la Ristorazione Ottaviana, che si è sviluppata una catena formidabile di solidarietà. Non appena un dipendente ha chiesto ferie per poter raggiungere la Polonia e mettere in salvo alcuni parenti. Lo stesso Franceschetta oggi ha distribuito viveri e bevande. Appena scesi mi sono commosso perché dei bambini ho incontrato la nonna o dei familiari qua e insomma sono cose che toccano, perché se si pensa da dove arrivano sono cose come che riempiono il cuore. Continuerete a supportarli? Sin dove si può sicuramente sì. Ripeto, so che tante altre aziende privati si sono mossi anche per sponsorizzare altri viaggi che sicuramente l'azienda Battistuzzi andrà a fare nei prossimi giorni. Abbiamo visto che anche i nostri camionisti del Katav hanno offerto un pieno di un mezzo di questo tipo, che vuol dire già 1.200 euro stato di gasolio. Sono scesi, sono stanchi, molto stanchi, tranquillizzati un pochettino, ma sono provati da questo viaggio. Indescrivibile la solidarietà, gente che arriva con pannolini, con mascherine, con soldi. Veramente grazie Veneto, grazie Italia, grazie a tutti. L'accoglienza nel territorio, l'invio di aiuti dalla sinistra alla destra Piave, tante le forme di sostegno. Già da venerdì la diocesi di Vittorio Veneto si sta adoperando per dare ospitalità a 6 profughi in fuga dalla guerra e altrettanti posti, fa sapere il direttore della Caritas, Don Andrea Forest, si potranno rimediare in edifici della diocesi stessa. Ma soprattutto la cosa più bella è che si sta attivando una rete di solidarietà. In queste ore decine di persone stanno segnalando la propria disponibilità a mettere a disposizione un appartamento, una casa o anche soltanto 2 stanze con cui convivere, magari per affrontare un po' l'emergenza di queste ore in attesa di una soluzione più definitiva. All'Electrolux di Susegana i sindacati hanno chiesto un incontro in tempi rapidi con la direzione per valutare la possibilità di destinare su base volontaria ferie o permessi retribuiti dai dipendenti di Susegana e in caso anche una quota aggiuntiva da parte dell'azienda a favore dei colleghi dello stabilimento in Ucraina. Verso il confine del paese assediato sono diretti gli aiuti umanitari che si stanno raccogliendo da più parti, enti e istituzioni, ma anche privati cittadini e associazioni come l'11 di Marca di Marco Varisco, che nel suo laboratorio di Via Nervesa a Treviso sta già ricevendo materiale di ogni tipo. Grazie a un amico di Ponzano che ci ha dato la possibilità di avere un camion e 2 furgoni, e la persona che ci lavora farà da autista con degli amici. Abbiamo colto l'occasione per poter fare questi carichi di beni alimentari, di coperte, di tutto quello che serve per soprattutto bambini e donne, ma di mangiare
è la cosa prioritaria. Malgrado la pandemia abbia colpito duro, malgrado il caro bollette metta a dura prova famiglie e aziende, anche chi di disponibilità ne ha poche, racconta Varisco, sta donando quello che può. Speriamo solo che le grandi teste abbiano un po' di cuore. Fondamentale, l'abbiamo detto in questi giorni, anche in queste ore, trovare un canale unico e chiaro per la donazione, e allora lo aveva annunciato ieri il presidente Zai, è stato aperto il conto corrente di solidarietà su cui far confluire offerte e donazioni per l'assistenza ai profughi dell'Ucraina che stanno appunto giungendo, sono arrivati in Veneto. Come lo vedete, il conto è denominato Regione del Veneto Sostegno Emergenza Ucraina. È stato aperto presso il tesoriere regionale Unicredit SPA e ha queste coordinate IBAN IT, lo vedete, 65G020080017353, lo ripeto, IT 65G020080017353. Questo è il conto corrente regionale. Chiudiamo la pagina dedicata ai profughi in arrivo dall'Ucraina in fiamme. La cronaca giudiziaria condanna a 8 anni e 6 mesi la sentenza del Tribunale di Udine nel processo a carico di Emanuela Petrillo, l'ex assistente sanitaria di Spresiano, accusata, lo ricorderete, di aver effettuato finti vaccini ai bambini in Friuli e a Treviso. Il pubblico ministero Claudia Danelon aveva chiesto in aula la condanna a 9 anni e 6 mesi, quindi un anno in più. Secondo l'accusa, lo ricorderete, Petrillo avrebbe finto di iniettare i vaccini a centinaia di bambini tra il 2009 e il 2017, agendo con, si è detto, sistematicità e reiterazione. Le accuse sono peculato, omissione di dati d'ufficio e falso in relazione alle sedute vaccinali effettuate al distretto di Codroipo e a San Daniele a Udine dal 2009 al 2015 e poi all'ULSS 2 di Treviso, dove si trasferì e lavorò fino al giugno 2017. Poi, lo ricorderete, venne denunciata e licenziata per giusta causa. Dalle finte vaccinazioni ai falsi Green Pass, una maxi operazione dalla Sicilia al Veneto, un blitz della polizia a Treviso e Venezia, nella Marca indagata una donna. Dottore, tutto bene? Entro domani posso avere tutto? La risposta laconica, oggi. E poi ancora, nel caso, posso prenderne altri? È una delle conversazioni tramite Telegram avvenute tra un acquirente e il venditore. Sul piatto falsi Green Pass rafforzati, il blitz della polizia nelle ore scorse, un'operazione che ha portato le forze dell'ordine a Treviso e Venezia. Lo chiamavano dottore, ma non fa parte di alcuna categoria sanitaria. Così 2 associazioni criminali straniere avevano messo in piedi un vero e proprio giro d'affari redditizio. Nel Trevigiano è stata indagata una donna di 54 anni, era stata licenziata da una fabbrica a Pordenone perché non voleva né vaccinarsi né tantomeno effettuare i tamponi. Attualmente lavora presso una cooperativa Onlus di Treviso, probabilmente utilizzando il Green Pass falso che aveva acquistato per 300 euro. Alla donna hanno bussato alla porta i poliziotti. Dopo un'ispezione informatica le è stato sequestrato il cellulare dove aveva scaricato il Green Pass. A Venezia sono 2 invece le persone coinvolte. Si tratta di padre e figlio, 57 e 27 anni, entrambi disoccupati. Gli inquirenti stanno continuando ad indagare perché nei telefonini sono stati trovati messaggi che potrebbero coinvolgere altre persone residenti nel Veneto. Un'inchiesta che potrebbe allargarsi dunque a macchia d'olio. Il sistema era semplice. I Novax contattavano il venditore tramite un'app su Telegram, poi versavano 300 euro in criptovaluta e in poche ore ricevevano il Green Pass falso personalizzato. 20 perquisizioni in tutta Italia e 25 indagati. Fra loro dipendenti comunali, titolari di un panificio, minori che frequentavano regolarmente la scuola ed un esponente delle forze dell'ordine. Non solo, ma queste organizzazioni criminali prevedevano anche sconti famiglia per coloro che acquistavano più certificati. All'esame dei poliziotti anche alcuni conti correnti italiani utilizzati per far transitare i pagamenti per l'acquisto dei Green Pass. L'organizzazione aveva utilizzato un accesso al rilascio dei pass da parte del Ministero della Salute francese. Il falso certificato veniva poi incollato su una certificazione italiana. Il Ministero della Salute italiana ha già inviato la documentazione alla Francia ed ha iniziato a disabilitare i certificati falsi in modo da impedirne l'utilizzo. Intanto le vaccinazioni proseguono, la vaccinazione con la 4ª dose per i malati oncologici dello IOV tra Padova e Castelfranco.
1° marzo, quarta dose di vaccino anti-Covid per i pazienti dello IOV, Istituto Oncologico Veneto di Padova e Castelfranco. Persone fragili, se non fragilissime, che per prime sono state scelte per la quarta iniezione. Ad oggi i pazienti selezionati, perché sapete che per i pazienti fragili non c'è l'apertura con la prenotazione, ma sono attività che fanno i clinici, sono selezionati ad oggi circa 200 pazienti tra Castelfranco e Padova, e oggi sono state fatte le prime sedute e quindi noi siamo sicuri che i pazienti, come hanno già fatto per le prime 3 dosi, rispondano bene, positivamente a questa offerta, che è una tutela per loro e una tutela per il sistema. È dell'Istituto Oncologico Veneto la più ampia casistica al mondo di pazienti oncologici in trattamento sottoposti a vaccinazione anti-Covid-19, che è stata anche oggetto di studio da parte di un gruppo di scienziati e di pubblicazione. Tra il marzo e il maggio 2021 furono 5.297 i pazienti oncologici che ricevettero la vaccinazione anti-Covid con vaccino Pfizer-BioNTech presso lo IOV. 8 in tutto i casi di reazioni avverse. Di nuovo la cronaca con un grave incidente questa mattina a Basalghelle di Mansuè. Una donna che stava camminando in via Cornare è stata travolta da un furgone. Sul posto il SUEM 118 e la polizia locale di Mansuè. La donna, una 35enne, è stata trasportata in serie condizioni all'ospedale di Oderzo. Nel pomeriggio invece a San Trovaso un'auto che si è ribaltata uscendo di strada appunto nella zona di San Trovaso, fortunatamente gli occupanti illesi. Adesso davvero pochi secondi di pubblicità e poi al rientro parleremo di animali. Rieccoci in diretta. Dicevamo prima della pubblicità, facciamo il punto sul centro di recupero della fauna selvatica di Treviso, il bilancio del 2021 con quasi 3.000 animali soccorsi. 326 animali recuperati in media ogni mese, quasi 3.000 in totale nel corso dell'ultimo anno. Il bilancio del CRAS, il centro di recupero degli animali selvatici, negli spazi messi a disposizione dalla provincia soddisfa l'amministrazione di Sant'Artemio. La convenzione con l'associazione che coinvolge l'AV, Progetto Riccio Europeo, OIPA, WWF e l'IPU sta dando i frutti sperati. Abbiamo un centro di recupero della fauna selvatica che funziona ed è un modello di riferimento. Ricordo che la competenza è regionale, ma che comunque sia la Regione, vista l'esperienza della provincia di Treviso, ci ha consentito di gestirla e in parte ce l'ha anche finanziata, sta dando dei buoni risultati e io spero anche qui che ci sia voglia di continuità a livello regionale in modo da dare anche stabilità nel tempo a questi gestori. L'intenzione è quella di affidare loro un incarico a medio e lungo termine, prosegue Marcon. Focus sull'attività del centro a ridosso della giornata mondiale della fauna selvatica che si celebra il 3 marzo. Una settantina i volontari che contribuiscono al buon funzionamento del centro dello Storga, che ha recuperato per lo più volatili per il 49%, piccoli mammiferi nel 26% dei casi e poi rapaci e ungulati. In inverno quasi sempre animali molto feriti, adesso abbiamo già cominciato con i neonati e orfani, per cui da adesso in poi si apre la stagione più pesante, fra virgolette, cioè quella di svezzamento dei piccoli. Abbiamo avuto a che fare con circa 98 specie diverse, predatori e prede. Per cui quello di cui avremo bisogno è più spazi, insomma, per la gestione degli animali, solo quello. Nella riqualificazione del Parco dello Storga si sta tenendo conto anche della presenza del centro di recupero, quindi sarà compito di coloro che stanno riqualificando l'intero complesso, l'intero compendio dello Storga, tenere in considerazione questa eccellenza. A rischio suoni di marca la kermesse musicale estiva lungo le mura di Treviso. L'allarme è stato lanciato da Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, che in qualità di presidente della cabina di regia ha ricevuto il patron di suoni di marca Paolo Gatto per fare il punto della situazione sulla promozione turistica. Gatto ha manifestato la propria preoccupazione perché la manifestazione è fortemente a rischio a causa delle difficoltà legate a reperire risorse. Se c'è infatti la disponibilità per l'utilizzo delle mura da parte del Comune di Treviso, risulta invece ad oggi mancare la necessaria disponibilità del sostegno economico affinché la manifestazione possa svolgersi. La Camera di Commercio si è resa disponibile sin d'ora a mettere insieme tutte le forze migliori nell'auspicio che la manifestazione si faccia, ha detto il presidente Mario Pozza.
da una kermesse a rischio a un'altra invece kermesse che ha vissuto oggi il suo ultimo giorno, il Carnevale, martedì grasso, un successo in questa edizione del Carnevale diffuso, 80.000 persone oggi in centro. Speriamo che tutto vada bene. Pace, bene a tutti. Buon divertimento. Buon divertimento a tutti e grazie a tutti. Tanta gente, siamo contentissimi. Ciao, come state? Tutti bene? Qui ci stiamo divertendo. È una bella festa, Treviso è meraviglioso, i cittadini sono stupendi. Ciao! I gruppi che ballano, la maxi gondola e la mongolfiera per le foto in Piazza dei Signori e poi i carri statici in Piazza Borsa, mascherine e coriandoli. Il martedì grasso a Treviso è soprattutto la festa dei bambini. Ciao! Ciao! Ciao nonno! Pier Antonio! Qual è la cosa più bella del carnevale? I coriandoli! I coriandoli! Tirare i coriandoli! Anche a me tirare i coriandoli lì e le stelle filanti. I coriandoli e le stelle filanti. Ciao! A me i mascherate e i coriandoli. Che bel costume! Da cosa sei vestito? Non mi ricordo. La polizia. Da Minions. La principessa. Da supereroi. In piazza anche il sindaco Mario Conte. È piena di bambini, di famiglie, di sorrisi, di colori, insomma un po' quegli ingredienti di cui avevamo tanto bisogno dopo 2 anni di gestione pandemica e con le notizie che purtroppo arrivano dall'Ucraina. Credo che questi bambini stanno mandando un messaggio di gioia, di felicità, che vuole essere anche una sorta di vicinanza ai bambini ucraini che non stanno in questo momento festeggiando. E alla fine è proprio il sindaco il bersaglio preferito del lancio di coriandoli e stelle filanti. Sono stati i bimbi in questo servizio a evocare i nonni, lo avete sentito, e allora un carnevale particolare, quello degli anziani al centro Sartor di Castelfranco. Prima dello spettacolo i protagonisti sono stati loro, gli anziani, che grazie alla simpatia di questa operatrice hanno ballato tra sorrisi e sguardi colmi di amore, in cerchio, insieme per festeggiare il carnevale, forse il primo dopo 2 anni di pandemia che guarda con più speranza al futuro. Un appuntamento che questa volta si è tinto dei colori e delle maschere del carnevale grazie alla partecipazione dell'associazione Rosa Antico, che ha messo in piedi uno spettacolo di danza in maschera coi costumi classici veneziani. Sono arrivati fra gli sguardi compiaciuti degli anziani ospiti. E come per ogni appuntamento di Ballando con le Stelle c'era la giuria speciale concorso di ballo composta dal presidente del Sartor Maurizio Trento, dalla direttrice Elisabetta Barbato, dal presidente del comitato familiari Luciano Campagnolo, dal sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcone e dalla vice sindaca Marica Galante. Anche in questo difficile momento storico tra la pandemia e i venti di guerra da est, ha spiegato Maurizio Trento, abbiamo voluto comunque allietare i nostri ospiti con un momento di festa per il carnevale e farlo assieme all'associazione Rosa Antico. Il corpo di ballo è stato davvero emozionante. Da Castelfranco a Resana, dove invece si è rinnovato l'appuntamento con la tradizione del Batimarso. Marzo viene, guerra va! Marzo viene, guerra va! Non c'è solo il Covid da cacciare in questa fine inverno, ma anche la guerra scoppiata in Ucraina. A Resana, grandi e piccoli a sfilare insieme per le strade del paese, riproponendo l'antica tradizione veneta del Batimarso, il battere su pentole, coperti, bidoni, per svegliare la primavera e le forze positive della natura. Un'usanza che risale a quando l'anno si faceva incominciare proprio il 1 marzo, proseguita fino alla caduta della Serenissima. Tutti quindi radunati in piazza Donatori per poi sfilare facendo più rumore possibile. Abbiamo cercato di far paura agli spiriti cattivi dell'anno scorso. In primis il Covid,
il governo le ha provate tutte, ha provato il vaccino, anche il sale grosso. Noi invece abbiamo applicato un'antica usanza e ce l'abbiamo fatta, secondo me. E poi, visto che già c'eravamo, abbiamo anche cercato di spaventare la guerra e speriamo di esserci riusciti. Buon Caodeano a tutti. Inoltre 300 hanno partecipato alla manifestazione. Speriamo davvero che il rumore di questa sera, il rumore dei bambini che hanno suonato i tamburi anche, sia il rumore che dobbiamo sentire, non sicuramente il rumore delle bombe. E speriamo davvero sia così. Adesso le notizie dal Bellunese. E torniamo a parlare della guerra in Ucraina, perché il comune di Belluno è pronto all'accoglienza dei profughi all'ex caserma dei Vigili del Fuoco. Ci stiamo preparando perché non conosciamo il numero di persone che arriverà a Belluno, potrebbe essere un numero molto elevato, quindi dobbiamo essere pronti. L'emergenza della guerra in Ucraina e le sue ricadute, che per le comunità locali al momento riguardano l'accoglienza di chi sta scappando dalla propria terra insanguinata dai bombardamenti. Belluno è pronta. Stamattina riunione d'urgenza a Palazzo Rosso in attesa dell'incontro ufficiale in prefettura convocato per le 10 di domani. Le prime soluzioni individuate. Abbiamo riattivato immediatamente alcuni locali della ex caserma dei Vigili del Fuoco di via Coldilana, dove insieme alla protezione civile stiamo attrezzando 5 camerate da 10 posti ciascuno, un posto dove poter mangiare grazie ai pasti che verranno preparati dalla SERS, la nostra società che gestisce la casa di riposo, servizi educativi che cercheremo di attivare per i bambini. Ci sono già parecchi bambini in città, quindi dovremo organizzarci anche insieme agli istituti comprensivi per dare una risposta corale a questi bambini, questi ragazzi che arrivano e che arriveranno. E in via Coldilana sarà messo in piedi un magazzino per lo stoccaggio del materiale donato dai cittadini, destinato in parte ai profughi ospitati a Belluno, in parte pronto a partire per la Polonia, dove le autorità stanno creando campi di accoglienza. Nel corso della riunione si è parlato anche dei risvolti economici della guerra, soprattutto del possibile calo delle forniture di gas. Lo scenario ipotizzato rende indispensabile intervenire per limitare i danni, ferme restando le necessità di strutture sociali e sanitarie come le scuole o la casa di riposo. Il tema del conflitto in Ucraina è stato oggetto di ordini del giorno presentati durante la riunione pomeridiana del Consiglio Comunale di Belluno per riaffermare il principio della pace. Il presidente Francesco Raseraberna ha annunciato la sua personale adesione al digiuno per la pace invocata da Papa Francesco nella giornata delle ceneri e ha invitato tutti i consiglieri a farsi parte attiva in un gesto che è sì simbolico, ma che in questo momento rappresenta un modo di condividere la sofferenza del popolo ucraino. Accordo raggiunto fra organizzazioni sindacali e Safilo per la gestione di circa 120 esuberi derivanti dal piano di ristrutturazione presentato dall'azienda nel marzo di 2 anni fa, nel quale erano stabilite 400 uscite su circa 900 dipendenti in totale. L'intesa raggiunta oggi prevede l'apertura di una procedura di mobilità volontaria con adesione da manifestare entro il prossimo 11 marzo e la successiva uscita dall'azienda entro fine mese a fronte di un incentivo concordato con le parti sindacali. La cronaca invece ci parla di uno scontro in pista fra sciatori del comprensorio sciistico di Padola in Comelico. Ad avere la peggio una turista di Padova, originaria del Cadore, di 73 anni, che ha riportato un trauma alla schiena ed è stata ricoverata al San Martino di Belluno. A soccorrere tempestivamente la donna sono stati i carabinieri forestali in servizio di vigilanza e soccorso sulle piste che hanno richiesto l'intervento dell'elicottero del SUEM. La pista è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di recupero della donna infortunata. Torniamo a Belluno. Anche a Belluno infatti è stato siglato un protocollo d'intesa molto importante, quello tra l'amministrazione provinciale e la Guardia di Finanza. L'obiettivo è quello di tutelare le risorse e anche vigilare sulle risorse del PNRR. Un presidio di legalità a tutela delle risorse che arriveranno o sono già arrivate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È l'obiettivo dichiarato del protocollo d'intesa siglato da Provincia e Guardia di Finanza, che prevede un'attività di collaborazione per prevenire e contrastare l'uso illecito dei fondi che potrebbe comportare frodi e abusi di natura economico-finanziaria. L'esperienza ci insegna che purtroppo dove ci sono finanziamenti, dove ci sono tanti soldi, e con il PNRR auspichiamo tutti che, insomma, che
questi soldi arrivino nella provincia di Belluno, si scatenano un po' gli appetiti della criminalità organizzata o comunque della criminalità economica. I controlli, è bene dirlo, saranno puntuali e serrati. Le progettazioni attualmente in corso in provincia di Belluno, che hanno le carte in regola per accedere ai bandi del PNRR, sono diverse e spaziano in vari ambiti. Accedere ai fondi sarebbe fondamentale per dare aiuto e sviluppo all'intero territorio. L'iniziativa di oggi si inserisce proprio in questo contesto di cercare di avere un controllo massimo di quella che è un po' l'attività di queste risorse che mi auguro arrivino, ma soprattutto un impegno anche da parte della provincia di Belluno di fornire agli enti locali il supporto per partecipare ai bandi. La provincia con BIM, Centro Studi Bellunese e Galla hanno creato uno sportello informativo dove i sindaci e gli enti locali potranno rivolgersi per le progettualità che potranno essere redatte con l'aiuto di uno staff di tecnici. Compito della Guardia di Finanza sarà quello di prevenire infiltrazioni illecite a tutela e per il bene della collettività, anche grazie all'utilizzo dell'incrocio di banche dati. In questo ambito la prevenzione riveste un carattere fondamentale. Ecco, il nostro compito è prevenire, quindi cercare proprio di evitare che i soldi vengano elargiti, di arrivare prima che ci siano questi finanziamenti a soggetti che non hanno diritto. In chiusura vi ricordo che dal 9 marzo, di fatto tra il 9 e il 10 di marzo, scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. Il Veneto, il cosiddetto switch off, e quindi le nostre 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno nella nuova posizione sul telecomando, Antena 3 sul 10, Rete Veneta sul 14 e Tele Nord-Est sul 18. Quindi per continuare a seguire la nostra informazione sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sul 10 per Antena 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Tele Nord-Est. In questi giorni c'è già alcune zone del Veneto sono già in fase di switch off, quindi in questo caso è bene ricordarlo, alcune zone del Veneto, anche della Marca, sono già in switch off che sarà definitivo a partire tra il 9 e il 10 di marzo, quindi nel caso ci siano dei problemi dovete risintonizzare il televisore, quindi già in alcune zone del Veneto potrete trovare la nostra informazione di Antena 3 in questo caso sul canale 10. Ci sono giorni particolari questi del passaggio allo switch off e quindi stiamo anche raccogliendo evidentemente delle segnalazioni. Se ci dovessero essere problemi chiamateci in redazione e cercheremo di spiegarvi come fare. Comunque in ogni caso il passaggio è di questi giorni, sarà switch off globale dal 9 di marzo, tra il 9 e il 10 di marzo. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Ci attende un'ennesima giornata di bel tempo sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone sempre più forte sull'Italia. Vediamo il dettaglio di mercoledì 2 marzo. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento. La grafica infatti evidenzia una situazione del tutto tranquilla, con cielo sereno e sgombro da nubi, senza piogge. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno sotto lo zero quasi dappertutto, con locali gelate notturne, massime stazionarie tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto non cambia lo scenario, anche qui tanto sole con cielo limpido o al massimo velato. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà molto simile, anche qui soleggiato, qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime intorno a -1, -2 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.